Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con il nostro appuntamento quotidiano con la diretta dei TG di Antenna 3. In primo piano subito un aggiornamento relativo all'andamento dell'epidemia da Covid nel nostro territorio con il bollettino appena diffuso dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Cala di qualche centinaio rispetto a ieri il numero di positivi al Covid, si registrano 513 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma si contano anche 2 vittime. Il totale degli infetti sale a 453.901 dall'inizio dell'epidemia, mentre quello delle vittime a 11.683. Attualmente nella nostra regione in isolamento perché positive ci sono 12.939 più 130 rispetto a ieri. Naturalmente ci sono anche coloro che sono in isolamento in quanto contatti stretti di persone positivi. Per quanto riguarda i ricoveri, in calo i posti letto occupati dai malati in area non critica, siamo a 214, meno 2 rispetto a ieri, mentre rimane invariato il numero dei pazienti che sono ricoverati nelle terapie intensive, attualmente 51 persone. Cresce anche la percentuale di veneti immunizzati con doppia dose, lo state vedendo nella nostra grafica in sovraimpressione, siamo a 60,5% di veneti appunto immunizzati anche con la seconda dose, quindi un dato insomma in crescita rispetto a quello dei giorni precedenti, con un particolare incremento per quanto riguarda la fascia d'età dei giovani. Vedo ora che abbiamo già collegati i nostri primi 2 ospiti, grazie per essere con noi e benvenuti a Mario Pozza, presidente di Union Camere Veneto e della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Buongiorno Pozza, grazie per essere con noi. E a Federico Capraro, presidente della Confcommercio di Treviso. Buona giornata, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie, allora, volevo partire subito con una notizia che ha fatto, come dire, molto discutere in queste ultime ore e che riguarda appunto, che ci arriva proprio da Treviso, dal cuore della città di Treviso, da Piazza dei Signori, con un gruppo di commercianti, in particolare soprattutto baristi e ristoratori, che ieri sera hanno occupato il palco della manifestazione dei no vax, dei no Green Pass, chiedendo di poter lavorare, proprio perché insomma credo sia questo il 6° sabato consecutivo queste persone hanno occupato la piazza. Di fatto lamentano appunto gli esercenti, mettendo in fuga quelli che sono i clienti nella giornata, nel pomeriggio, insomma, che è quello maggiormente redditizio, maggiormente di lavoro in questo periodo. Allora volevo innanzitutto chiedervi che cosa ne pensate di tutto ciò. Pozza. Io lascerei la parola in questo caso però al presidente di Confcommercio, che visto che è interessato direttamente. Certamente sono momenti difficili, la ripartenza è stata difficile soprattutto per il settore dei bar, della ristorazione, e ovviamente quando in questi momenti si inizia a ripartire e c'è qualche diremo ostacolo, ecco, se così vogliamo chiamarlo, è logico che a un certo punto lo si sopporta, però a un certo punto si dice basta. Però credo che in questo momento così particolare, insomma, ci debba essere un po' di comprensione da una parte e dall'altra, massima collaborazione da parte di tutti, ma bisogna pensare anche ovviamente alla sera, soprattutto quando uno ha un'attività commerciale, quando tira il cassetto deve fare i conti con pagare il personale, con pagare la merce, l'affitto e quant'altro, dopo quasi 2 anni di chiusure, di attività interrotte, e questo lo sappiamo perché una delle maggiori difficoltà che sta vivendo l'economia è proprio quella legata al settore dei bar, degli alberghi e dei ristoranti.
Ecco, che pure fortunatamente sono in ripresa, ma di questo magari ne parleremo dopo. Federico Capraro, dunque insomma c'è un'esasperazione anche da parte del mondo del commercio nei confronti di queste manifestazioni che ogni sabato nel tardo pomeriggio come dire, occupano le piazze, rendendo sempre più difficile il lavoro per esercenti, baristi e ristoratori. Una forte posizione in questo senso l'hanno presa anche i negozianti, i ristoratori di Padova. Ieri sera anche a Treviso questa protesta. Proprio come diceva il Presidente Pozza, dobbiamo considerare che il tutto è da inquadrare in un ambito nel quale siamo a 18 mesi da quando tutto questo è scoppiato, quindi è 1 anno e mezzo che questa situazione pesa e pesa in particolare su alcune categorie. Poi dobbiamo considerare anche un altro aspetto. Abbiamo con il Presidente Pozza, con i colleghi di altre categorie, con il Prefetto, abbiamo lavorato in questi 18 mesi con un focus che era l'equilibrio, cioè cercare di tenere un equilibrio in una situazione particolarmente complessa e difficile, nella quale poche erano le certezze, poche sono tuttora alcune situazioni poco chiare, per cui non è facile trovare un punto di equilibrio tra le diverse posizioni. Ecco, in questo momento, quando si presentano delle situazioni nelle quali l'esercizio di un proprio diritto, che è quello a manifestare, va a ledere il diritto di altri a lavorare, e non per la prima volta, è chiaro che questa situazione si crea esasperazione. Dico anche un'ulteriore cosa: ci sono alcune categorie che non possono permettersi il lusso di fare grandi ragionamenti sulla vaccinazione, sull'opportunità, sulla necessità, su quanto sia condizionante o meno, perché c'è un'esigenza primaria per quelle categorie particolarmente esposte e particolarmente danneggiate da questa situazione, a dover necessariamente, indipendentemente dalle ideologie, indipendentemente dai principi, a dover traguardare questo periodo per i propri lavoratori, per le proprie famiglie, per le proprie imprese. Quindi di tutto si può discutere, però discutiamone nelle sedi opportune, discutiamone nei modi corretti, manifestiamo quando serve, siamo stati i primi a farlo, ma manifestiamo anche nei contesti opportuni. Dopo lì è chiaro che siamo nella piazza più importante della città capoluogo, i riflettori sono puntati su ciò che tutto lì avviene, ma non può essere che questo porti un continuo non solo disagio, ma ripeto anche danno a chi come noi è lì per lavorare, è lì anche con delle idee che vorrebbe magari anche manifestare, ma che in questo momento deve tenere da parte perché c'è un'esigenza e una necessità diversa. Ecco, io credo che oltre all'equilibrio in questo momento serva un po' di buonsenso, ma serva anche qualche passaggio. Non siamo più nelle condizioni di poter tollerare tutto, e quindi c'è la necessità di confrontarsi, di capirsi, ma anche di porre fine ad alcune situazioni. Ecco, anche perché insomma gli animi si stanno, come dire, esacerbando anche un po' sempre più, sia da una parte che dall'altra. È proprio di ieri sera l'altra notizia dei No Green Pass che alzano il tiro della protesta e sarebbero pronti a bloccare le stazioni di mezza Italia il 1° settembre. 1° settembre, che è il giorno in cui appunto il certificato verde, il Green Pass, diventerà obbligatorio sui treni a lunga percorrenza. Ci sono anche diverse città venete nel mirino. Vediamo quindi il servizio che abbiamo fatto, poi vorrei commentarlo con voi. Ore 14.30 ritrovo davanti alla stazione, ore 15 si entra e si resta fino a sera. Il programma è chiaro, la data 1° settembre, giorno in cui l'obbligo di Green Pass entrerà in vigore per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza. 54 città italiane nella locandina che circola nella chat Telegram Basta Dittatura, e di queste 8 sono in Veneto: Treviso, Mestre, Verona, Padova, Vicenza, Conegliano, Portogruaro e Rovigo.
Insomma, il variegato popolo dei No Green Pass alza il tiro della protesta e stavolta non si accontenta di manifestazioni di piazza o di cortei. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno, si legge nella chat che annuncia la mobilitazione organizzata dal popolo che si definisce autogestito e pacifico. Ma è chiaro che la tensione si alza in vista di una settimana di fuoco e di una giornata, quella del 1° settembre, nella quale scatterà anche ufficialmente l'obbligo di Green Pass per il personale scolastico. Settimana difficile per i prefetti che negli stessi giorni sono chiamati a coordinare l'arrivo dei primi profughi dall'Afghanistan in Veneto. La mobilitazione dei gruppi No Green Pass verrà monitorata nei prossimi giorni. Quello che posso dire, spiega il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, è che non sono consentite manifestazioni che abbiano come obiettivo o risultato limitazioni ai diritti fondamentali quali quello alla libera circolazione oppure l'interruzione di un pubblico servizio. Staremo a vedere. Resta da capire come e in quali forme la protesta nelle stazioni ferroviarie verrà attuata. Nonostante le intenzioni sbandierate, il rischio scontro c'è tra passeggeri con e senza Green Pass, ma non solo. L'interruzione di pubblico servizio è punita dal codice penale. Chi la mette in atto rischia una condanna fino a 2 anni. Ecco, che cosa accadrà lo vedremo il pomeriggio del 1° settembre. Quel che è certo, insomma, è che si rischia di paralizzare il traffico ferroviario dell'intero paese, no? Pozza? Ma questa è una minoranza. Io credo che in questi giorni i dati parlino chiaro. La pandemia colpisce chi non ha fatto il vaccino in maniera particolare, in maniera molto leggera anche chi è stato vaccinato, però come ho detto più volte e continuo a sostenere, se noi abbiamo il passaporto tra virgolette come il Green Pass siamo tutti più tranquilli, sapere che quello seduto a fianco a me al treno c'ha il Green Pass. Poi siamo in un paese democratico, prima libere manifestazioni, però rispettando gli altri e rispettando soprattutto la maggioranza del paese. Io credo e auspico che il governo e le prefetture usino il massimo rigore, perché non possiamo permetterci di rimanere bloccati per una minoranza che fa di tutto, direi in questo momento dove ci vuole maggiore coesione nazionale per la ripartenza e soprattutto metterci in sicurezza per quanto si può anche con l'autunno alle porte, per le attività commerciali, per il mondo della scuola e per tutto quello che in sostanza dobbiamo fare quotidianamente, sapendo che da questa pandemia non ne usciamo sicuramente tra 15 giorni o tra 6 mesi. Perciò io sono del parere che, come ho detto, libertà assoluta, però stiamo attenti e mi auguro che non succeda come quanto è successo nelle rave party in centro Italia, dove non si è intervenuti e dove si interviene magari in un bar dove non c'è magari o in un ristorante a fare dei controlli, ecco, che non si adoperino 2 pesi e 2 misure. Ecco, certo, questi sono dei paradossi, no, che si stanno purtroppo si sono verificati, no, Capraro? Sì, devo essere sincero che noi abbiamo trovato molto buon senso, molta disponibilità, molta tendenza a prevenire, ad aiutare, a collaborare in queste situazioni. Ci sono stati anche dei casi in cui ci sono stati degli interventi, ma mancava il rispetto delle regole previste, delle restrizioni previste. Diciamo, per chiudere il ragionamento, che non può starci il principio che è emerso da questo servizio, secondo il quale non si può partire con il passaporto schiavitù, allora non partirà nessuno. No, non partirà chi ritiene di non dover partire a quelle condizioni e manifesterà il suo disappunto nelle modalità opportune, ma ripeto, non è perché c'è un'Italia da mandare avanti a carico delle imprese e degli imprenditori, c'è una questione di rispetto dei diritti di chi ci sta vicino. Poi, come dicevo, alcuni non possono permettersi questo tipo di ragionamento, di posizione, e poi dicevo che ci sono anche delle situazioni nelle quali già è difficile riuscire ad operare avendo tutte queste attenzioni, tutti questi vincoli. Evidenziamo anche il fatto che ad oggi siamo fortunatamente, per la stagione che c'è, nelle condizioni di poter esercitare quasi normalmente le nostre attività, ma rendiamoci conto che di qui a un mese
le condizioni meteo, le temperature non permetteranno più di lavorare all'aperto come si lavora al chiuso, e quindi ci saranno delle restrizioni che torneranno a pesare sulle aziende e sulle imprese. È chiaro, quindi appunto questo tema, diciamo, del Green Pass diventa ovviamente ancora più importante, proprio perché cambiando le stagioni ovviamente la soluzione degli spazi all'aperto si riducono rispetto a quello che ci può essere durante l'estate. Dicevamo delle difficoltà di molti settori, difficoltà che fortunatamente, insomma, in quest'ultimo periodo sembrano comunque man mano scemare, nel senso che l'economia sta ripartendo nel nostro territorio, anche i consumi, insomma, stanno cominciando a ripartire, il turismo, e sono i dati appunto che sono stati proprio forniti questa settimana nel corso della presentazione delle 2 nuove rotte di Ryanair sull'aeroporto Canova, stanno dimostrando, insomma, che anche la provincia di Treviso, che pure non è meta di vacanzieri come possono esserlo le località balneari o quelle di montagna, sta conoscendo, insomma, un importante slancio, un'importante ripresa del turismo, e questo ovviamente è un dato che fa piacere e che fa ben sperare anche per i prossimi mesi. No, Pozza? Beh, direi di sì. Già all'inizio estate avevamo visto tanti turisti stranieri, soprattutto il fine settimana in città, e questo era, direi, un buon auspicio. È stato consolidato questa presenza durante il mese anche di agosto. Adesso queste 2 nuove rotte sicuramente porteranno ancora di più turisti, perché mi auguro che non sia solo uno scalo, ma che anche che dal Canova si arrivi in città, si vada nelle nostre colline a vedere le nostre ville. Noi ce la stiamo mettendo tutta come OGD, come l'organismo di destinazione, e poi con la Fondazione Marca Treviso, assieme a Confcommercio, assieme alle associazioni di categoria e al mondo dell'artigianato e dell'industria, proprio per ridare slancio al turismo, che, come detto, è un turismo, direi, diverso da quello mordi e fuggi delle grandi città turistiche, perché quando uno viene nella nostra città la si gode, è a dimensione d'uomo, è una città molto bella e curata, e questo la fa apprezzare almeno da chi incontri. Io tante volte mi fermo nell'ufficio IATA sotto alla Camera di Commercio, proprio per chiedere magari se ci sono dei turisti che chiedono informazioni, come si sono trovati o come pensano di trovarsi, e direi che nella maggior parte delle risposte che ho sono tutte risposte positive. Città bella, pulita, non pensavano di trovare una Treviso così, e che la loro intenzione è anche di ritornare e soprattutto ovviamente di apprezzare le nostre eccellenze, non solo il prosecco, ma tutto quello che è anche la nostra ristorazione, dalle colline alle ville. Certo, l'enogastronomia sicuramente sta rivestendo un ruolo molto importante nell'orientare anche proprio la scelta delle mete di molti turisti, a maggior ragione, no, in questo periodo che è stato contrassegnato dalla pandemia, e quindi magari anche dalla ricerca di trovare delle mete, per così dire, alternative rispetto a quelle della grande massa. Capraro. Riprendo quello che diceva il Presidente Pozza per evidenziare proprio questo aspetto, come i turisti, che nel mese di agosto è stato un mese di agosto anomalo rispetto agli anni precedenti e anche rispetto a questa annata condizionata dal Covid, dicevo come questi turisti hanno dedicato molto più tempo al nostro territorio. Quindi è una bella opportunità per far scoprire ciò che qui da noi c'è, e farlo soprattutto gustare, assaporare con i tempi che sono necessari. Noi non siamo certo una destinazione mordi e fuggi, siamo stati in passato una destinazione di attraversamento, no? Ovviamente siamo tra 2 poli, la montagna, il mare, Venezia e le Dolomiti, che sono 2 catalizzatori di grandi flussi, ma in ragione dell'attenzione che c'è per il prosecco, che ha portato a scoprire le nostre colline. Adesso abbiamo questo riconoscimento UNESCO che porta alla ribalta
tutto quel territorio, lo sviluppo dell'aeroporto Canova ha permesso di capire che c'è dell'altro, c'è un'Italia minore. Il turismo del mese di agosto di quest'anno è stato un turismo molto interno, molto italiano, che ha portato appunto gli stessi italiani a ricordarsi quanto di bello c'è anche negli angoli del paese, e tra questi angoli c'è sicuramente Treviso con la sua provincia, e ripeto, dedicando il tempo che serve, perché il nostro è un turismo più lento, è un turismo, è un territorio che richiede più tempo, perché l'enogastronomia, perché il cicloturismo, perché tutto ciò che è legato al vino richiede, ripeto, dei tempi diversi, e questo è molto importante perché credo che possa avere anche una coda lunga. Certo che abbiamo bisogno anche dei numeri, quelli che storicamente hanno fatto crescere la nostra provincia, che sono quelli legati al turismo business, che è sempre stato un importante zoccolo duro, e quelli soprattutto dei mercati internazionali che speriamo riprendano man mano, anche un mercato alla volta. Abbiamo visto in quest'estate turisti stranieri di prossimità, Austria, Germania, Francia, Svizzera, un po' meno il Nord Europa, che aspettiamo che ritorni, così come gli Stati Uniti, così come parte del mercato asiatico, che soprattutto per la zona di Treviso Sud è particolarmente importante in termini di numeri. Ecco, ma bisogna essere pronti, no? Abbiamo scritto nel nostro titolo, perché effettivamente soprattutto nelle giornate centrali del mese di agosto c'è stata anche un po' di polemica in città, perché la stragrande maggioranza di locali erano chiusi, e quindi inaspettatamente forse c'è stato un afflusso considerevole di turisti che giravano per la città alla ricerca di un bar o di un ristorante aperto. Quindi Capraro, non si è riusciti a capire che sarebbero arrivati? Che cosa è successo? Ma credo che si debba essere doppiamente pronti, cioè pronti da un lato diversamente, cioè i turisti che arrivano sono turisti diversi, come dicevo, turisti che chiedono anche cose diverse, che chiedono più tempi, che chiedono delle competenze diverse anche a noi operatori, che chiedono conoscenza e che chiedono dei servizi diversi. C'è tutto un ragionamento da fare anche sul riposizionamento delle nostre strutture, dei nostri servizi. Abbiamo visto che in questo mese, ad esempio, molto di più hanno lavorato le strutture con la piscina, le strutture con il benessere, le strutture che affiancavano all'offerta del territorio anche quella appunto vacanziera, quella di relax. Questo significa che c'è bisogno di riorganizzarsi. Il secondo aspetto è quello certo della disponibilità, quindi del essere pronti, nel senso pronti e aperti, pronti al servizio. Quest'anno ha pesato sicuramente una inaspettata indisponibilità della manodopera per il nostro settore, per parlare in ambito così industriale, nel senso che abbiamo tutti fatto molta fatica a trovare collaboratori, a trovare persone che venissero anche nel periodo stagionale, dove ci sono i picchi di lavoro, a lavorare nelle nostre aziende. Questo è successo al mare, è successo in montagna, è successo anche da noi, ci ha messo in difficoltà. Le nostre imprese, chiudo, hanno lavorato nel mese di agosto più di quanto si aspettavano, certamente più di prima, e si sono trovati a farlo in condizioni di maggiore difficoltà, perché con meno collaboratori, per cui ci sono stati dei momenti in cui davvero c'è stata la necessità di fermarsi e rifiatare, perché da questo punto di vista non si è riusciti ad organizzarsi quest'anno, e c'è stata una carenza di collaboratori disponibili, stagionali, nel fine settimana, abituali, e anche di quella disponibilità di forza che raggiungeva soprattutto le spiagge, anche da mercati stranieri, che metteva a disposizione delle nostre imprese aiuto e collaborazione. Ecco, da questo punto di vista c'è stata una particolarità quest'anno che non avevamo mai trovato, e che crediamo che non troveremo neanche gli anni prossimi,
certo che ci dobbiamo organizzare. Sicuramente un flash, proprio perché abbiamo veramente un minuto di orologio prima di dare la linea per la pubblicità. Pozza, volevo chiederle sull'università, sta facendo un po' discutere in città questa proposta che lei ha lanciato di fare il campus alla luce delle tante iscrizioni all'Ateneo Trevigiano che ci sono state, di fare il campus degli studenti al Sant'Artemio. Beh, io l'ho lanciata perché il posto, direi, si addice a quella tipologia, a quella vocazione. Il ridimensionamento della provincia nelle sue funzioni e con il personale lo si è visto, quindi sono stati chiusi tanti uffici, tanto personale è stato passato alla regione, tant'è vero, ne ospitiamo anche noi in Camera di Commercio il personale del turismo. Io ho buttato un'idea, dopo ovviamente spetta alla politica decidere. Certo è che ovviamente in città, come una città come la nostra, piccola, dove l'università sta prendendo sempre più piedi, vediamo quanti studenti ci sono, quindi mettere assieme il posto per dormire e per mangiare, in sostanza la residenza più le scuole, è difficile accontentarle e trovarli in tempi stretti. Io l'ho buttata perché non è che l'ho buttata così, anche altre volte è stata lanciata questa idea. Adesso la politica deciderà da farsi. Ne ho parlato anche con il sindaco di Treviso più volte, se in Camera di Commercio ci fosse spazio nella futura ristrutturazione, però ovviamente noi non abbiamo spazio. Noi daremo una disponibilità per quello che riguarda la biblioteca, l'abbiamo data all'università per la biblioteca, per mettere il patrimonio comune, però siamo aperti per poter dare il nostro contributo in termini di idee. Una volta lo davamo anche in termini economici, ricordo che la Camera di Commercio qualche anno fa dava oltre 3 milioni di euro alle università. Adesso tutto è cambiato con la riforma camerale, però sappiamo qual è il valore aggiunto che l'università porta, non solo in termini economici di crescita, ma anche in termini di cultura d'impresa, in termini di sviluppo d'impresa, e questo per noi è motivo di orgoglio. Ecco, quindi credo che tutte le istituzioni debbano lavorare quanto prima per trovare tutti quanti assieme una soluzione che dia una risposta, perché altrimenti si rischia l'effetto contrario in sostanza. Ecco Capraro, proprio veramente 20 secondi, ma le obiezioni sono che appunto il Sant'Artemio è fuori dal centro e quindi questo, come dire, drenerebbe risorse dal centro cittadino. Credo che da un lato ci sia spazio per tutti, se è uno spazio che è strategicamente studiato insieme per lo sviluppo della città, considerato che tutti questi non sono mondi a sé stanti, il mondo dell'università, il mondo del lavoro, il mondo della residenzialità, insomma c'è bisogno di parlarsi, di confrontarsi, di trovare le soluzioni migliori. Credo che un'università sia ovviamente un centro di grande attrattività e anche di grande sviluppo economico. Credo che alcune realtà possano ben trovare spazio all'interno del centro città, così come alcune realtà potrebbero trovare anche spazio per determinate caratteristiche al di fuori. Si tratta di confrontarsi e fare dei ragionamenti molto aperti, molto liberi, per capire quali sono le migliori soluzioni per lo sviluppo del territorio trevigiano. Grazie mille allora a Mario Pozza e a Federico Capraro per essere stati con noi. Buona giornata, buona domenica. Linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta con il nostro telegiornale. Torniamo a parlare ora di Covid in provincia di Treviso. Abbiamo in collegamento il direttore generale dell'azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi. Innanzitutto, che novità ci sono per la giornata di oggi? Sappiamo insomma che c'è parecchia apprensione in provincia di Treviso per questo grande focolaio che è scoppiato tra le persone di rientro dalle ferie nei Balcani. Sì, guardi, già dal 14 di agosto ad oggi abbiamo avuto positivi 304 macedoni, 126 del Kosovo e 104 dall'Albania, per un totale di 534 persone
su 885 di positività, quindi lei vede oltre il 60% di persone che vengono dall'area balcanica. Purtroppo devo dare anche una cattiva notizia. Durante la notte è deceduto una persona macedone di 74 anni che era in terapia intensiva e che purtroppo, viste le condizioni in cui è arrivato, non ce l'ha fatta. Quindi il consiglio che noi diamo e continuiamo a dare è quello di fare la vaccinazione, di intercettare tutti le possibili persone che rientrano dall'area balcanica che purtroppo non sono vaccinate, di riuscire a vaccinarli in modo tale da evitare che la trasmissione del virus continui, perché purtroppo i casi in provincia di Treviso, la maggioranza dei casi in provincia di Treviso sono persone che arrivano con mezzi propri, con pullman dall'area balcanica, non positivi quando sono partiti, positivi al rientro, e quindi con grosse problematiche anche da parte nostra per fare il contact tracing e cercare di isolare. Per fortuna, lo ribadisco, molte aziende erano ancora chiuse per il periodo, diciamo così, delle ferie, e quindi abbiamo avuto modo di isolare le persone senza creare ulteriore diffusione all'interno delle piccole imprese. Ecco, da domani, direttore, insomma, ormai riapriranno tutte le imprese riapriranno i battenti, quindi in qualche maniera vi state muovendo anche con le comunità straniere, con gli imprenditori, per cercare di bloccare questi focolai ed evitare che la trasmissione si sposti anche sui luoghi di lavoro? Se guardi, gli imprenditori sono molto attenti a questo, per cui già da tempo, con un protocollo che era stato fatto dal Dipartimento di Prevenzione, al minimo segnale noi interveniamo subito per isolare in accordo con il loro medico competente, e riusciamo quindi a creare delle situazioni dove il lavoro può continuare e le persone e i loro contatti vengono messi in quarantena. Per quanto riguarda la comunità, parlando anche con i sindaci, vediamo se riusciamo a intercettare i leader delle comunità dell'area balcanica, affinché loro convincano i loro, chiamiamo, compaesani a fare la vaccinazione. Ecco, state anche pensando di organizzare dei Vax Day proprio dedicati a queste persone, così come è stato fatto, insomma, per altre categorie di persone? Assolutamente sì, la nostra massima disponibilità è creare addirittura un canale proprio per loro, se poi riprendono a lavorare, disponibilità di fare anche alla sera, cioè qualsiasi tipo di soluzione purché si vaccinino. Ecco, questa è la nostra massima priorità, visto che gli ultimi purtroppo contagi che abbiamo avuto, come lei ha visto, come lei ha sentito, sono in maggioranza purtroppo dell'area balcanica. Quindi, anche perché l'età media oltretutto sono giovani, il 48%, 49% di queste persone sono sotto i 30 anni e il 43% vanno dai 30 ai 60, quindi sono tutti persone in età lavorativa e quindi con il rischio proprio di trasmissione ad altri, perché si muovono nel territorio giustamente per lavoro. Ecco, ci sono anche delle donne che sono occupate come badanti, diciamo, in queste comunità. Vi sta in qualche maniera preoccupando anche questo aspetto? Ci preoccupa però la sensibilizzazione che è stata fatta in questo lungo periodo del Covid verso le famiglie, per evitare appunto di creare dei piccoli cluster, contagiando la persona anziana che diventa a rischio. Ecco, questo ci tranquillizza, perché sappiamo che la maggior parte delle famiglie chiedono il Green Pass. Sicuramente abbiamo però la maggior parte degli ottantenni, è un record che ha la Regione Veneto di over 80 vaccinati, per cui è dimostrato anche dai ricoveri che l'efficacia della vaccinazione completa protegge il 91% delle persone. Quell'8-9% che si infetta comunque riesce a superare la malattia nel giro di 2-3 giorni senza avere complicanze, senza arrivare in ospedale a ricoverarsi. Quindi ecco, questo ci dà un sollievo, diciamo, a noi e immagino anche alle famiglie. Però è chiaro che chiediamo a tutti, nel momento in cui dovessero aver bisogno di avere una badante, di chiedere alla stessa di vaccinarsi, in modo tale noi siamo disponibili
la vaccinazione ormai è libera, chi vuole venire viene, l'importante è che venga a vaccinarsi. Ecco, direttore, ieri sono stati fatti questi due importanti Vax Day, diciamo, aperti alla popolazione, l'abbiamo visto nei nostri telegiornali appunto di ieri, da un lato a Mogliano, allo stadio, rivolto ai giovani atleti, ma poi naturalmente esteso anche ai loro genitori, nonni, a chiunque volesse approfittare di questa opportunità, e un altro a Paderno del Grappa, in un'area, diciamo, particolarmente difficile, possiamo dire, per la provincia di Treviso, proprio perché è quella diciamo nella quale c'è un maggior numero di persone meno propense, diciamo, alla vaccinazione. Avete i dati di queste due giornate? Com'è andata, direttore? Beh, direi che a Paderno del Grappa è andato molto bene, tenendo conto che è un territorio popolato da Novax, da persone che sono sempre state, come dire, restie alla vaccinazione. Abbiamo superato le 100 persone, siamo a 103 persone vaccinate. Io avevo detto sarebbe stato già un gran risultato averne 50, quindi adesso mi sentirò coi sindaci, è una cosa da ripetere in altri comuni limitrofi, sempre dell'area ovviamente pedemontana. Per quanto riguarda Mogliano, l'obiettivo erano i ragazzi, erano i giovani, erano le famiglie che accompagnavano i ragazzi. Anche lì siamo arrivati a un centinaio, quindi un ottimo risultato, perché la maggioranza di questi erano tutti ragazzi dai 12 ai 17 anni, quindi un ottimo risultato, tenendo anche conto che grazie anche a queste forme di sensibilizzazione, anche ieri abbiamo fatto diverse vaccinazioni, abbiamo superato ormai 1.100.000 vaccinazioni, quindi nel nostro territorio, e anche ieri ad accesso libero, visto il tantan, sono arrivati 200 giovani dai 12 ai 25 anni, 220 che si sono presentati da soli. Solo a Mogliano, quindi? Solo a Mogliano, no, 220? No, a Mogliano un centinaio. 220, in tutto, quindi in tutta la provincia? No, nei Vax Point della provincia. Quindi vuol dire che il messaggio sta passando e come dire, incontri come quello di Mogliano, dove come dire, i gruppi sportivi ci aiutano, perché sono loro, ed è importante, sono loro che fanno da mediazione rispetto a questo con le famiglie e con i ragazzi. Ecco, ci aiuta molto, perché l'immagine è positiva, l'immagine che è quella di dire il vaccino non è pericoloso, il vaccino si può fare, il vaccino ci aiuta a star meglio e ci aiuta ad uscire da questa epidemia. Ecco, lo sappiamo, no, quanto importante sia soprattutto per i ragazzi la vaccinazione, per consentire naturalmente ai più giovani, oltre ovviamente di evitare gravi conseguenze per la malattia, anche di poter riprendere in tranquillità tutti quegli aspetti della vita sociale, della socialità che sono mancati o sono stati fortemente ridotti in questi ultimi 18 mesi, dall'attività sportiva, appunto come dicevamo, alla scuola che ripartirà il 13 di settembre. Peraltro, direttore, voi avete anche istituito un servizio proprio apposito per i genitori dei più giovani, per spiegare, perché magari diversi genitori, pur non essendo dei Novax, anzi magari essendo dei genitori vaccinati, nutrono ancora qualche perplessità, qualche timore per vaccinare i propri figli. Sì, guardi, mi preme anche sottolineare una cosa che lei giustamente ha detto. Il problema dei giovani che non possono fare sport, che per loro è una crescita fondamentale dal punto di vista sia fisico che mentale. Il fatto stesso che i giovani non abbiano potuto frequentare la scuola a causa del lockdown, e quindi nella DAD, che però ovviamente non è la stessa cosa. Il fatto stesso che i giovani non abbiano potuto socializzare tra di loro è stato un periodo difficilissimo. Ce lo dicono i nostri psicologi, che ogni giorno hanno ovviamente contatto con ragazzi e famiglie che sono in difficoltà proprio per questo motivo. E il fatto poi di poter essere liberi grazie alla vaccinazione, io credo sia una cosa straordinaria per loro, perché basta sentirli e per capire che il bisogno di stare insieme, di socializzare, supera qualsiasi altra cosa. D'altronde abbiamo qualche volta anche la resistenza da parte dei genitori, anche corretta, giusta, nel dire ma facciamo un vaccino che, ricordo a tutti, non è più sperimentale, perché Pfizer è stato, come dire, sdoganato dall'EMA e dall'AIFA.
ma soprattutto perché abbiamo fatto milioni di dosi, quindi non è più sperimentale, ma giustamente i genitori possono avere delle perplessità. E allora il dottor Martellossi, ma anche i nostri pediatri, che ringrazio sempre, del territorio, si sono resi disponibili a fare una specie di counseling, cioè di aiuto, di consulto, per sentire i genitori e favorire sostanzialmente la vaccinazione. Questo ambulatorio sta funzionando bene, abbiamo tante richieste, ma sicuramente credo servirà proprio a far capire alle famiglie e ai genitori che la vaccinazione è importante e i rischi del non vaccinare sono molto pesanti per tutti. Ecco, mi pare fosse martedì scorso, no? Il primo che avete avuto. Le famiglie come stanno rispondendo a questa iniziativa? Benissimo, perché chi viene a parlare con il nostro primario Martellossi o con i suoi collaboratori poi fa vaccinare i figli, quindi è un ambulatorio, diciamo, che ha il massimo rendimento dal punto di vista, ecco, dell'accettazione poi della vaccinazione da parte dei familiari e naturalmente del minore. Quindi questo è sicuramente positivo ed è stata un'ottima intuizione che va nella logica di tutte quelle cose che possono servire a far capire che la vaccinazione è importante, come la giornata di ieri, dove delle società sportive si sono messe insieme, hanno deciso che la vaccinazione è importante per far crescere i giovani liberi da tutto e quindi si sono premurati di creare questa giornata. Noi abbiamo, insieme alla Regione Veneto, ha aderito alla grande a questo. Se ci sono altre situazioni di questo tipo, ringraziamo le società sportive perché noi siamo completamente a disposizione. Ecco, quindi insomma un invito anche ad altre società sportive eventualmente insomma a farsi avanti, perché sarete disponibili anche a ripetere questa iniziativa visto insomma il buon risultato che c'è stato. Assolutamente sì, torneremo ovviamente a Mogliano per fare il richiamo fra 21 giorni, abbiamo fatto Pfizer e quindi è un'altra occasione perché qualche altro magari indeciso venga da noi e venga in quella situazione e si faccia vaccinare. Ecco, direttore, per quanto riguarda il fronte del personale non vaccinato, dei sanitari Novax, ci sono state altre sospensioni, avete avviato altre lettere, com'è la situazione in provincia? Sì, abbiamo avviato altre lettere, abbiamo già mandato all'ordine perché erano qualcuno libero professionisti e qualcuno dei nostri collaboratori, dei veterinari, sono circa una ventina, che saranno sospesi o sono già stati sospesi di fatto. Adesso le direi, penso che la lettera è partita, verranno sospesi nella prossima settimana. Poi abbiamo dei medici di continuità assistenziale, 4 che saranno sospesi anche loro, e si stanno guardando 2 o 3 posizioni di medici di famiglia che hanno inviato alla nostra commissione ulteriore documentazione sanitaria, quindi la commissione fatta da esperti valuterà, e poi stiamo sospendendo infermieri, nostri infermieri, cercando in qualche modo, grazie alle prestazioni aggiuntive e alla responsabilità che hanno i loro colleghi, di tamponare ovviamente le carenze che si creeranno a livello del personale per la mancanza di queste figure. Ecco, ma c'è anche chi dopo aver ricevuto la lettera insomma ha pensato di mettersi in regola, è corso a vaccinarsi? Assolutamente sì, diciamo che oltre il 40% decide di fare la vaccinazione di quelli che abbiamo, ai quali è arrivata la lettera. Almeno questo ho di risultato, di ritorno dai nostri, del SISP, quindi è buono, nel senso che effettivamente poi alla prova dei fatti anche i più reticenti, anche i più renitenti, anche quelli che non volevano, alla fine hanno deciso di farlo per il bene proprio, credo, e anche per il bene di chi da loro è curato. Ecco, un'ultima domanda, direttore, volevo farle, tornando ai ragazzi e all'inizio dell'anno scolastico. Sono settimane insomma di grandissimo lavoro anche da parte di tutta la macchina sanitaria regionale. L'abbiamo sentito ieri dal presidente Zaia per questo piano scuola, no, che si sta mettendo in atto in vista della ripartenza delle lezioni in presenza il 13 di settembre. Voi nello specifico come ULSS 2, direttore, come vi state preparando
a questo momento che sicuramente diciamo, mettendo in circolazione migliaia di ragazzi ovviamente rappresenta sicuramente un banco di prova importante, no, per tutta la macchina della prevenzione. Sì, noi stiamo lavorando con il SISP, quindi con il dottor Bonsembiante, col dottor De Rui e col dottor Patelli. Sostanzialmente abbiamo creato una squadra di nostri assistenti sanitari e di personale che andrà nelle scuole sostanzialmente e nelle scuole sentinella dove ovviamente si faranno i tamponi per verificare se ci sono positività e naturalmente pronti a intervenire nel momento in cui si dovessero creare situazioni di positività. Quindi abbiamo già predisposto la squadra e stiamo appunto attendendo il 13. Contemporaneamente c'è anche una discreta soddisfazione da parte nostra perché il personale della scuola, almeno nella nostra ULSS, ha superato il 95% di persone vaccinate. Questo ci dà una grande tranquillità perché ovviamente abbiamo messo in sicurezza i docenti e quindi anche se c'è qualche caso di positività, il docente, che è una persona ovviamente di un'età superiore al minore, è messo in sicurezza. Quindi in qualche modo noi ci auguriamo che la rete a maglie strette che stiamo creando grazie alle indicazioni della Regione possa essere abbastanza a maglie strette al fine di evitare possibili contagi al di fuori della positività che si può riscontrare. Grazie, io la ringrazio direttore, Grazie, le auguro buon lavoro naturalmente e buona domenica. Grazie anche a voi e buona giornata. Buona giornata a lei, Francesco Benazzi, direttore generale del ULSS 2 della Marca Trevigiana. Dicevamo di questo piano scuola al quale sta lavorando la Regione del Veneto, che peraltro verrà preso come modello a livello nazionale. Ne ha parlato ieri il presidente della Regione Zaia, intervenuto proprio al Vax Day organizzato presso lo stadio di Mogliano. Sentiamo il servizio. Sappiamo che fra l'altro in Veneto dai 12 ai 19 anni ormai il 55%, quindi più di un ragazzo su due si è vaccinato. Guarda ai giovani, il presidente della Regione Zaia da Mogliano per il Vax Day allestito allo stadio. Il Veneto in queste settimane punta sull'immunizzazione dei ragazzi per la sfida della ripartenza dell'anno scolastico con tutti in presenza ed affina il piano delle scuole sentinella già avviato la scorsa primavera. Identificare delle scuole nel Veneto rappresentative da testare, diciamo, a cadenza ripetuta in maniera tale di verificare la circolazione del virus. Quindi dico che noi saremo presenti con i tamponi salivari molecolari in alcune scuole anche della provincia di Treviso proprio per valutare e monitorare il grado di circolazione del virus. Progetto Scuole Sentinella del Veneto che verrà replicato a livello nazionale, ma in queste ore fanno notizia anche i focolai emersi in 2 RSA a Cartigliano nel Vicentino e a Mezzane di Sotto nel Veronese. La risposta anticorpale, quindi immunitaria, dopo la somministrazione del vaccino in un anziano è molto meno efficiente che in un giovane. E il vaccino nel bugiardino ha dichiarato che la risposta anticorpale avviene nel 96% dei casi, quindi fatti 100 i vaccinati, 96 avranno gli anticorpi. Andando in su con l'età si può arrivare anche a percentuali molto più basse del 96%. Detto questo, noi abbiamo oggi una casistica che è molto chiara. Il vaccinato che si reinfetta nella quasi totalità dei casi è un asintomatico, non ha sintomi, oppure ha sintomi lievi. I ricoveri per Covid di questa quarta ondata riguardano per la stragrande maggioranza persone non vaccinate. Oggi noi abbiamo in terapia intensiva sostanzialmente quasi tutti non vaccinati, anche di età giovane. Abbiamo anche un 32enne e in corsia abbiamo fondamentalmente il 70% dei ricoverati non vaccinati. Ecco, noi ora cambiamo decisamente tema e ci spostiamo a Cison di Valmarino. Vedo che abbiamo già in collegamento il nostro Lucio Zanato, Cison di Valmarino, perché questa mattina al Bosco delle Pennemozze c'è stata la commemorazione appunto per il 50° anniversario di questo bosco, commemorazione alla quale ha partecipato anche il generale degli Alpini Francesco Figliuolo. Lucio.
A te la parola, com'è andata? Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con il sindaco di Treviso perché Treviso con il proprio gonfalone insieme a quello di Vittorio Veneto rappresentava sostanzialmente la Marca in questa celebrazione per i 50 anni, come hai detto giustamente tu, del Bosco delle Penemozze. Oltre 2000 gli alpini ricordati in questo bosco che compie 50 anni ma che è veramente, potremmo dire, il sacrario degli alpini della Marca trevigiana. Sono con il sindaco di Treviso, poi parleremo del generale Figliuolo perché ci sono anche delle novità per quanto riguarda il discorso delle vaccinazioni, sentiremo la sua intervista, però intanto una battuta con il sindaco. Emozione, grande emozione oggi nel rappresentare il nostro territorio in questo sacrario. Sì, una di quelle giornate dove la fascia tricolore pesa davvero tanto e soprattutto accompagnare il vessillo della città di Treviso, che è insignita della medaglia di guerra, credo che sia qualcosa di davvero straordinario in un luogo fantastico con delle persone straordinarie che sono gli alpini, arricchite quest'anno tra l'altro dalla presenza del generale Figliuolo, che in questo momento storico particolare sta prestando un servizio importantissimo per la nostra comunità e per la nostra salute, quindi davvero una cerimonia incredibile. Ringrazio il sindaco, la Cristina da Soler, per l'invito, per aver coinvolto tutto il territorio, e ringrazio sempre gli alpini, perché la vera riflessione che dobbiamo fare: se non ci fossero gli alpini, quanti problemi in più avremo da risolvere noi sindaci. Ecco appunto, ma il presidente nazionale Sebastiano Favaro anche qui ha lanciato il monito, ha chiesto al governo, ha chiesto alla politica di ripensare il discorso della leva, perché la leva è importante come momento di formazione, ha detto, la leva è importante anche per dare continuità non solo al corpo degli alpini ma in genere, diciamo così, alla nostra società. Sì, assolutamente sì, io il servizio militare ho avuto la fortuna di farlo e per me è stata un'esperienza di vita importante, di condivisione anche di valori della patria insieme a ragazzi della mia età, a 18-19 anni, quindi un'età che è fondamentale anche per prendere una direzione ben precisa da un punto di vista educativo e civico, e quindi credo che un periodo di servizio militare possa far sol che bene ai nostri ragazzi, e in più, come diceva il presidente Favaro, può dare beneficio a quelle associazioni che si nutrono di componenti che arrivano poi dal servizio militare. Togliendo il servizio militare di fatto stiamo togliendo la benzina a un'associazione straordinariamente importante per il nostro territorio come l'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, sempre gli alpini, attraverso il comandante delle truppe alpine Claudio Berto, il generale, ha ricordato l'Afghanistan, questo sacrificio anche dei nostri alpini che adesso risulta vano. Sì, 20 anni di guerra per la democrazia buttati, perché le scene che stiamo vedendo in Afghanistan non ci lasciano indifferenti, ci riempiono il cuore di dolore, ed è un peccato pensare anche al sacrificio umano dei nostri militari, ma non solo i nostri, i militari in generale da tutto il mondo che hanno combattuto per la democrazia e per la civiltà, che oggi vedono di fatto sfumare tutto e ritornare questo grande ritorno da parte dei talebani. Io credo che una riflessione vada fatta, soprattutto bisogna stringersi davvero nei confronti del popolo afghano e di tutti quei militari che lì in Afghanistan hanno lasciato la vita. Ecco, gli alpini Lucio, hanno anche organizzato, diciamo scusami così, se ti interrompo, un primo Lucio, campo mi senti? profughi proprio per gli afghani. Sì, no, dimmi. ecco appunto, volevo chiedere, Sì. visto, approfittando insomma di avere il sindaco, perché proprio domani sono attesi in provincia di Treviso, se non erro, i primi profughi dall'Afghanistan. Ci sono quindi delle novità in questo senso? I profughi afghani. Ma c'è domani pomeriggio alle 15 in prefettura una riunione con il prefetto, la prima riunione ufficiale da quando si è aperto il caso Afghanistan, quindi domani potrò darvi degli aggiornamenti. Da telefonate così intercorse in questi giorni si parla di pochissime unità, addirittura di 2 nuclei familiari che comunque raggiungerebbero un numero inferiore alle 10 persone, però si parla di nuclei familiari, quindi un padre, una madre e dei bambini, e quindi
domani vedremo, e poi come comune, come comunità ovviamente ci faremo trovare pronti, perché ripeto, le immagini che stanno arrivando dall'Afghanistan sono terribili, le immagini di donne massacrate, bambini e anche di uomini che stanno cercando di scappare dai talebani, francamente ci stanno riempiendo il cuore di grande dolore. Tra l'altro proprio questi profughi è gente che ha collaborato con gli italiani, ha collaborato con noi in quelle zone, e quindi per questo sono ancora più vessati. Sì, ma soprattutto sono persone che hanno un cuore, che hanno una famiglia, che hanno un'anima, esattamente come ce l'abbiamo noi, che però siamo comodamente seduti sul divano di casa a guardare le immagini in TV, e quindi è doveroso da parte nostra tendere la mano. Bene, se tu sei d'accordo Marta, a questo punto io congederei il sindaco di Treviso perché ha altri impegni che sta aspettando qua sotto in piazza Cison. Lancerei l'intervista a Figliuolo, al generale Figliuolo, che è molto interessante, e poi tornerei invece con il presidente della sezione di Vittorio Veneto che ha organizzato qui appunto l'evento, ovvero Francesco Introvigne. Quindi sentiamo il generale Figliuolo ai nostri microfoni. Io direi che siamo a buon punto, Intanto partiamo dai dati del personale scolastico che sono molto confortanti, li stiamo ancora finendo di elaborare, però come avete visto dal report settimanale di venerdì scorso siamo ad oltre il 90% come prime inoculazioni, intorno all'85% di persone che hanno avuto la vaccinazione completa. Anche a livello di omogeneità tra le varie regioni devo dire che i dati sono confortanti, ovviamente continueremo a monitorarli, ma soprattutto mi auguro che anche da domani ci sia ancora una spinta, visto che c'è il gran rientro di tutte le persone dalle meritate vacanze, la massa rientrano. Per ciò che riguarda i giovani, noi stiamo andando avanti su 2 direttrici, la classe 2029 sostanzialmente al sicuro, siamo a più del 70% di prime inoculazioni, sui 12-19 stiamo procedendo bene, siamo intorno al 55%, oggettivamente la classe che è un po' più in ritardo sono quelli dei 12 ai 15, dove per l'autorizzazione che è stata data al vaccino solamente qualche mese fa è ovviamente quella che è un po' più indietro, però io ritengo che da lunedì in avanti continueremo ad avere buoni numeri, sostanzialmente la maggior parte delle prime inoculazioni sono tutte su queste classi dei più giovani, e qui c'è grande maturità da parte dei genitori che stanno portando i propri figli presso gli hub vaccinali, dove ricordo si può andare senza alcuna prenotazione, e da domani in alcune regioni si può fare qualsiasi classe d'età senza prenotazione, per esempio questo già avverrà nel Lazio. L'altro fronte su cui stiamo andando avanti è quello dello screening, stiamo lavorando con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro Bianchi e il Ministro Speranza, e stiamo adottando un modello che è quello delle scuole sentinella, con dei tamponi salivari che sono tipo lecca-lecca, che poi però vengono analizzati presso dei laboratori, perché sono tutti tamponi di tipo molecolare, questo per avere poi la sicurezza dei dati e non avere falsi positivi che possono poi condizionare le modalità di rientro a scuola, perché se si ha un falso positivo poi bisogna bloccare tutti i contatti, invece in questo caso noi abbiamo una sicurezza quasi vicina al 100% facendo l'analisi molecolare di questi tamponi, che poi serve anche per capire come si diffonde il virus e che tipo di virus si diffonde, quindi per le varianti, per avere una certezza sulle varianti, e quindi vale anche un po' da sequenziamento, che poi è un programma a parte che stiamo seguendo sempre con l'Istituto Superiore di Sanità. Assolutamente, io mi sono sentito più volte col Presidente Zaia e abbiamo preso un modello che è molto simile a quello del Veneto, abbiamo visto anche cosa fanno altre regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna, e devo dire c'è stata grande condivisione, perché questo modello poi l'abbiamo realizzato assieme anche alla conferenza delle regioni. È un po' quello che dico sempre, ritengo che quando si fa squadra si raggiungono i risultati migliori, qui non ci sono uomini soli al comando, ci sono persone che lavorano assieme, c'è qualcuno che deve dare l'indirizzo, il Consiglio dei Ministri ha dato alla struttura commissariale
l'indirizzo di acquisire i tamponi per fare lo screening nelle scuole, e noi l'abbiamo fatto con uno studio fatto, come dicevo prima, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni. Il modello Veneto è uno di quei modelli che abbiamo mutuato, e prendere le migliori pratiche per far sì che ci sia un rientro in presenza. Abbiamo visto che la didattica a distanza non dà risultati ottimali né per ciò che riguarda la preparazione, ma ritengo soprattutto per ciò che riguarda la socialità dei bambini, come ha detto più volte anche il Comitato Nazionale di Bioetica. I bambini, i ragazzi devono socializzare, e quello è anche uno dei valori aggiunti di andare a scuola in presenza. Ultima domanda, lei è la prima volta che assiste a questa cerimonia, perché ha tenuto opportuno venire? Perché ogni tanto bisogna riprendere alla mano quello che sono i nostri valori. Questo è il bosco delle penne mozze, qui si ricordano tutti i caduti della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale, ma anche i caduti delle missioni di pace. Qui voglio ricordare i nostri caduti dell'Afghanistan, i 53 caduti, i tanti feriti che abbiamo avuto. Una missione che è terminata con il ponte aereo, abbiamo la difesa con gli esteri, con le agenzie di sicurezza hanno portato indietro sia i nostri, ma soprattutto quasi 5.000 profughi. In questo momento c'è anche un programma di vaccinazione straordinaria per loro che si sta implementando proprio con la struttura commissariale, la Protezione Civile, la Croce Rossa, ha lavorato anche l'Associazione Nazionale Alpina, quindi sono venuto a riprendermi un po' i miei valori ed è importante. Generale, scusi, c'è ancora preoccupazione per gli over 50? Ma guardi, gli over 50 è un'altra categoria che va messa al sicuro. In questo momento siamo all'80% di prime inoculazioni, sappiamo che con la variante potrebbe non bastare, eravamo un mese e mezzo fa a meno 2,6 milioni, oggi siamo a meno 1.930.000. Direi che c'è stato maturità, sto vedendo che ogni giorno abbiamo intorno alle 10-15.000 prime somministrazioni degli over 50. Eccoci qua, di nuovo in diretta, questa volta con Francesco Introvigne, che è il presidente del gruppo Alpini di Vittorio Veneto, anzi della sezione Alpini di Vittorio Veneto, perché i gruppi sono un'altra cosa, in mezzo a tutti questi alpini facciamo un po' di confusione. Allora, il generale Figliuolo ha detto: sono venuto al Bosco delle Penne Mozze per ritemperare lo spirito alpino. Certo, è vero, ma ci fa molto piacere, perché da alpini ci capiamo sempre dall'inizio fino in fondo. Sei riuscito a trovare ispirazioni qua da noi in questi 2 giorni, dove lo spirito alpino appunto si è rivivificato, e ne abbiamo tutti bisogno, soprattutto in questo periodo triste di pandemia. Ecco, allora anche solo questo è un grande risultato. Ecco, una delle cose che sono state dette oggi nel corso dei discorsi è portare i giovani al Bosco delle Penne Mozze per ricordare e anche per imparare. Attualmente sì, è uno dei progetti che sta andando avanti, e merito molto di questo va attribuito a Claudio Trampetti, che è il presidente andato avanti, nel senso che purtroppo è deceduto l'11 aprile scorso. 25 anni di presidenza dell'ASPEM, l'Associazione delle Penne Mozze, dei familiari, 27 anni di presidenza del comitato, e le scolaresche, gli studenti che vengono qua, dove peraltro hanno l'occasione di vivere lo spirito che ci anima, di fare ricordo e memoria. È fondamentale, fa parte del nostro statuto, è un motivo di orgoglio ed è motivo anche di riuscire a tramandare i nostri ideali, di cui credo che la nostra patria e la nostra nazione ne abbia tanto bisogno, soprattutto in questo momento. Ecco, ci sono le stele di oltre 2000 caduti trevigiani per quanto riguarda le guerre e anche le cause delle guerre successive. Poi c'è questo albero che oggi si è implementato ulteriormente. Sì, quindi le 2405 stele, che sono pari ad altrettanti alpini caduti in guerra, in pace, in servizio comunque per il bene della nostra società, della nostra patria, ma non solo, perché sono caduti anche per portare la pace nel mondo, dove purtroppo ancora oggi regnano e tuonano fuochi di guerra. E poi l'albero del ricordo, che oggi abbiamo potuto completare, grande progetto anche quello. Abbiamo visto coronare questo risultato attraverso le ultime 24 stele oggi, 23 nazionali e anche poi
quella di Vancouver, che rappresenta il mondo dell'alpinità, l'alpinità attraverso anche i nostri migranti, coloro che sono andati a trovare fortuna altrove, e quindi anche questo è un grosso risultato. Una 2 giorni importante iniziata ieri sera con la presentazione di un libro sui vostri 90 anni della sezione di Vittorio Veneto. Sì, perché noi stiamo celebrando e abbiamo appunto concluso ieri sera i 90 anni della nostra sezione, è nata il 24 maggio 1931, abbiamo ricordato tutta questa lunga storia passata attraverso anche il secondo conflitto mondiale, attraverso periodi belli e periodi meno significativi, ma con un grande impegno, un impegno soprattutto verso il sociale, verso i bisogni della collettività che oggi si trasformano in tempo di pandemia con altri servizi, ma ricordo anche quelli della protezione civile su tutti i campi, su tutti i fronti, di fronte ad ogni bisogno, ogni calamità naturale, ai terremoti e quant'altro. Noi protezione civile siamo nati dopo il terremoto del Friuli del 1976 e siamo operativi ancora oggi. Ecco, poi Lucio, questi sono i 90 anni, adesso il prossimo appuntamento per gli alpini sono i 100 anni della sezione di Treviso. Della sezione ANA di Vittorio Veneto. Forse Lucio non mi sente, noi ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità. Allora linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, parliamo ora di traffico perché quella di oggi è una giornata sicuramente di grande lavoro per le forze di polizia stradale, ma non solo, perché è una delle giornate segnate sul calendario come bollino nero per quanto riguarda il traffico di controesodo di vacanzieri che rientrano dalle principali località di villeggiatura della nostra regione. Uno dei nodi più critici della viabilità, lo sappiamo, è quello della autostrada A4. Abbiamo in collegamento il sindaco di Portogruaro, Florio Favero. Una domenica di grande traffico. Sindaco, buona giornata intanto, che arriva dopo una settimana davvero terribile sul fronte della viabilità in A4, con l'autostrada che è rimasta addirittura chiusa per 2 giorni a causa di incidenti con disagi pesantissimi per quanto riguarda la viabilità di tutta l'area dei comuni del Veneto orientale. In questo senso, Sindaco, la vostra posizione qual è? Da tempo insomma voi vi state mobilitando proprio per chiedere una soluzione di questo problema. Sì, per noi non è mai finito il bollino nero. Il bollino nero è oggi, ma lo era una settimana fa, 2 settimane fa. Negli ultimi 10 giorni ci sono stati almeno 4 incidenti, di cui uno gravissimo e con grandi ripercussioni e grandi difficoltà se fosse andata nel modo sbagliato. La cisterna con grandi quantità di GPL liquido ovviamente non aveva una correlazione con la mancanza della terza corsia, ma questa mancanza di terza corsia ha fatto sì che la messa in sicurezza e la liberazione di questa autostrada fosse molto lenta. Le ripercussioni sono state non solo a Portogruaro, che è il primo ovviamente comune che ha grandi ripercussioni quando l'autostrada si blocca, ma anche per tutto il portogruarese. È una situazione insostenibile, il Ministero dovrebbe farsi carico attraverso una velocizzazione della procedura di attivazione di questa nuova concessionaria per far sì che la terza corsia venga realizzata al più presto. La conseguenza negativa di tutto questo fatto è un continuo incidente che ha ripercussioni, ripeto, gravi per l'incolumità delle persone, ma anche per la viabilità di tutto il comprensorio. Ecco, che risposte avete avuto? No? Perché ormai è da mesi che si parla di questo problema, non c'erano più i soldi per quanto riguarda quel tratto veneto di terza corsia, poi sembrava che qualcosa si sbloccasse, insomma alla fine a che punto siamo, Sindaco? Noi abbiamo fatto un incontro nel municipio di Portogruaro con il presidente Fedriga, con la responsabile, col presidente delle autovie Paniz, con il delegato del presidente Zaia, e siamo al punto che noi abbiamo chiesto come conferenza dei sindaci, abbiamo firmato una richiesta di
colloquio col Presidente Draghi. Noi andremo a Roma per far capire, dimostrare la sofferenza e la difficoltà che abbiamo con questa terza corsia. Andremo a Roma per far capire che effettivamente è un nodo molto critico non solo per il nostro mandamento, ma per l'asse est-ovest di cui stiamo parlando da tantissimi mesi. Ecco, secondo lei che prospettive ci sono? Ci sono prospettive che devono velocizzare questa procedura. La nuova concessionaria deve essere attiva entro pochissime settimane. La nuova concessionaria deve avere la possibilità e la potenzialità di acquisire la concessione e attivarsi per farsi carico della nuova terza corsia, tutta autogestita, nel senso che non andrebbe nulla a carico del Ministero, ma farebbero la terza corsia come l'hanno fatta fino ad ora le Autovie Venete per realizzare questa opera importantissima per il nostro territorio. Ecco, quindi insomma incrociamo le dita, Sindaco, speriamo che finalmente sia la volta buona di quest'opera attesa, possiamo dire senza timore di essere smentiti da decenni ormai, no? Se non lo sentono ci faremo sentire. La conferenza dei 22 comuni è pronta per qualsiasi atto importante se nel caso non ci sentissero in nessuna maniera. Grazie Sindaco per essere stato con noi. Florio Favero, Sindaco di Porto Gruaro. Buona domenica, buona giornata. Buona domenica a voi, grazie. Un saluto. Noi ora andiamo in montagna per parlare di incidenti. Ecco, vedo che abbiamo in collegamento Alex Barattin, delegato per la provincia di Belluno del Soccorso Alpino. Buongiorno Barattin, grazie per essere con noi. Volevo dare un ultimo aggiornamento per quanto riguarda le ricerche in Val di Zoldo di Federico Lugato, ricerche che continuano per questo escursionista originario di Mestre, residente da tempo nel Milanese, di cui non si hanno più notizie da giovedì. Ora alle ricerche si sono uniti anche i volontari dell'ANA di Belluno, contattati dalla provincia su richiesta della prefettura per ampliare ulteriormente il campo della ricerca. Quindi al lavoro ci sono 65 persone con l'ausilio delle unità cinofile che stanno battendo proprio diverse zone, tra quelle segnalate come meta dell'escursione nell'area del gruppo Tamer San Sebastiano. Naturalmente gli sforzi sono quelli tesi a trovare più rapidamente possibile qualche traccia che possa agevolare le ricerche. Vengo da lei ora, Barattin, perché appunto questo impegno è l'ultimo forse di una lunghissima serie di interventi che vi ha visti impegnati in questa estate del 2021, interventi di soccorso, e gli ultimissimi giorni purtroppo sono stati nuovamente caratterizzati da tragedie in montagna. Sì, è un periodo, buongiorno a tutti intanto, è un periodo molto caldo per noi, c'è parecchia gente in montagna, quindi gioco forza, possono capitare anche degli incidenti. L'impegno che abbiamo è quotidiano, giorno e notte. In questi ultimi 4 giorni abbiamo fatto tanto perché ci sono concatenati una serie di interventi purtroppo anche gravi che hanno impegnato i ragazzi in modo importante, insomma, questo. Ecco, vediamo alle sue spalle delle meravigliose montagne, Barattin. Sappiamo che lei è riuscito a collegarsi e la ringrazio davvero per questo, nonostante insomma fosse in alta quota, per una commemorazione particolarmente importante per voi del Soccorso Alpino. Sì, oggi è il decennale di Alberto e Aldo, che erano caduti qui sul Pelmo facendo un intervento di soccorso 10 anni fa, che purtroppo si erano staccati una grossa massa di materiale di roccia che li ha coinvolti mentre stavano raggiungendo le 2 persone che erano in parete, proprio appena sotto la cima del Monte Pelmo. E quindi oggi vogliamo ricordare, un abbraccio va alle famiglie, ai figli e a tutti noi, perché siamo tutti una grande famiglia, quindi questo è il momento di ricordo per stare assieme. Oggi abbiamo fatto una piccola esercitazione
per commemorare questo momento, e quindi grazie dell'opportunità. Ecco, Baratin, è un momento anche, credo che sia molto importante per riflettere, per tutte le persone che ci stanno seguendo, per riflettere come affrontare la montagna, no? Perché ovviamente un proprio comportamento, oltre che a mettere a rischio la propria incolumità, la propria vita, e purtroppo abbiamo visto come i drammatici fatti di queste ultime ore l'abbiano confermato, si può anche mettere a rischio la vita degli altri, di chi, come in questo caso appunto deve intervenire per salvarci, per soccorrerci. Sì, diciamo che chi ci chiama non è che lo fa apposta, no? Bisogna dirlo. Certo. Dare a chiunque di trovarsi in una situazione non programmata, però chiediamo in modo forte che ci sia una consapevolezza dell'affrontare l'ambiente montano e l'ambiente impervio. Fate una buona programmazione della gita secondo le vostre possibilità e le vostre capacità. Non forzate mai la mano. Quando vedete che la situazione non è più quella consueta vostra, secondo la vostra esperienza, è meglio ritornare sui nostri passi e ritornare indietro. Molto spesso viene lasciata la traccia di sentiero. Tutti i sentieri, generalmente, quasi tutti, sono tutti segnati coi segnavia, i segnali bianchi e rossi, e quindi quando non vedete un segnale per un po' di tempo, fermatevi. Se dopo 3-4 minuti non vedete 5 un segnale, ritornate sui vostri passi e ritornate sul sentiero principale. Continuare significa entrare in un'area dove le vostre competenze magari non vi permettono di uscire. Ecco che sorge il problema. Un problema importante, perché poi per venirvi a prendere gioco forza ci dobbiamo mettere noi a nostra volta in situazione di rischio, quindi vi chiediamo di fare attenzione, oltre che alla programmazione, anche alle valutazioni del meteo. Questi giorni cambia in modo repentino, sta cambiando, verso sera probabilmente farà dei temporali. Oggi alle mie spalle vedete parte del Monte Pelmo e è una giornata bellissima, però questa sera ha messo temporali, quindi dalle 3-4 in poi sicuramente farà temporale. Ecco che bisogna essere pronti ad andarsene via al momento opportuno. Ecco, si conclude in questi giorni appunto il mese di agosto, che è stato un mese di particolare impegno per voi, per la grandissima affluenza di persone che c'è stata quest'anno sulla montagna veneta, sulle nostre Dolomiti, ma sappiamo che anche il mese di settembre, no, è un mese comunque molto impegnativo sul fronte delle escursioni, proprio perché magari forse anche quelli maggiormente appassionati di montagna preferiscono rinviare la vacanza in un momento in cui ci sia minore affollamento da parte del turismo di massa, diciamo. Diciamo che il mese di agosto è stato un bellissimo mese, ha piovuto molto poco, tranne alcune giornate, quindi ha permesso a tanti di poter frequentare le nostre bellissime vallate e montagne. Settembre è un mese fantastico perché fa vedere i colori delle Dolomiti in modo particolare, che hanno un irraggiamento fantastico, una luminescenza che è bellissima da vedere. Programmate bene le gite, come dicevo prima, fatelo con accuratezza. Quando andate in alta quota, oramai vi può capitare di trovare la neve che può scendere, l'ha messa anche oggi tardo pomeriggio sopra certe quote, quindi avere a seguito il materiale necessario per affrontare l'ambiente anche innevato. Vi ricordo che nelle Dolomiti, specialmente sopra i 2000-2500 metri, troviamo ancora canalini con neve. Ecco, lì bisogna essere attrezzati con un piccolo rampone da mettere al bisogno e del materiale idoneo per poter attraversare anche quei piccoli tratti che sembrano di poco conto, però 4-5 metri di neve su un canalone a 40-50 gradi, se scivolate purtroppo non c'è ritorno. Quindi fate attenzione a tutti quei tratti dove vi esponete a rischio caduta. Ecco, anche l'equipaggiamento, no? Perché abbiamo già visto come ci sia stato anche in pianura un repentino calo delle temperature in queste ultime ore. Posso immaginare quindi in quota, no, quanto questo possa essere rapido e insomma possa mettere a rischio magari la vita o comunque l'incolumità di un escursionista non equipaggiato adeguatamente.
Sicuramente sì, bisogna essere vestiti cosiddetto a cipolla, no? Avere più strati e in base alla temperatura, alla nostra sensazione di temperatura che abbiamo, ci dobbiamo svestire e vestire in funzione della... Adesso c'è il sole, si sta benissimo, qui mezz'ora fa era nuvolo, avevamo il piumino e la giacca a vento addosso, adesso sono con un piccolo pile e mi sento bene, fra un po' magari cambia il tempo, devo avere una giacca a vento e un piumino al seguito che mi può preservare in caso di cambiamento delle condizioni. Questo è indispensabile da avere, oltre ad avere sullo zaino ricordiamo sempre un piccolo kit di primo soccorso, un telo termico che è quel telo argento-oro che pesa pochissimo, costa anche pochissimo e vi può veramente aiutare nei momenti in cui vi trovate in situazioni o pioggia o vento che vi copre e vi tiene al caldo. Barattini, io la ringrazio, grazie mille per essere stato con noi e grazie anche per averci dato l'opportunità di ricordare questi due suoi colleghi che appunto hanno perso la vita 10 anni fa per prestare soccorso a degli alpinisti in difficoltà. Grazie ad Alex Barattini, delegato per la provincia di Belluno del Soccorso Alpino. Buona giornata, buona escursione in questa meravigliosa montagna che vediamo alle sue spalle. Grazie a voi e sempre dello spazio che ci date. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Grazie, allora un saluto, noi siamo ormai al termine di questa edizione domenicale del nostro telegiornale, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. Ci avviamo alla fine di agosto con un tempo un po' variabile, temperature gradevoli, quasi fresche in tutta Italia, ma vediamo il dettaglio di domenica 29 agosto sul nostro territorio. Sul Veneto sarà una domenica in gran parte soleggiata, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con bassa probabilità di qualche breve precipitazione, più che altro in montagna o localmente fin verso la pianura più interna. Temperature inferiori alla media del periodo, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione con sole prevalente ma con occasionali precipitazioni, come vediamo sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, salvo anche qui per degli acquazzoni, ma sui settori esteri di confine. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 25-26 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.